Vi leggo Consiglio nazionale. Allora, Presidente Pier Giorgio Meli, Vicepresidente d'onore sono io, Fanari Valeria, e tesoriere Loddo Francesco, e il nostro segretario nazionale Claudia Zunchedo. In generale l'attenzione mediatica in questi ultimi tempi si è concentrata molto sui fatti della Lega, quindi su Belsito, e a mio avviso anche poco su, per esempio, un altro tesoriere, Luigi Lusi, perché quando si tratta di infangare partiti come il PD, guai a chi li tocca, la Lega Nord è il bersaglio facile, ma soprattutto la cosa che a me sconvolto di più è come si orienta in molti casi l'opinione pubblica, ovvero mentre la stampa, i media in generale si affannavano ad allargare l'attenzione sulla Lega Nord, passava in Parlamento la modifica dell'articolo 81. L'articolo 81 modifica la possibilità di uno Stato di spendere a deficit e sappiamo tutti come andò la crisi del 29, quali furono le soluzioni attuate dagli Stati Uniti in primis per risolvere la cosiddetta Grande Depressione, che presentava dati del tutto similari a quelli che troviamo in Spagna, che troviamo in Grecia oggi, per cui oggi ci parlano di recessione, in realtà stiamo già dentro la spirale e probabilmente si parlerà fra un po' anche di depressione. È un processo antistorico, è una soluzione antistorica perché? Perché le cosiddette politiche anticicliche che vengono attuate, perché queste crisi sono cicliche e fanno parte di un modello che è quello basato sul capitale, le politiche anticicliche sono delle spese a deficit, lo Stato deve finanziare e sovvenzionare la produzione e la spesa pubblica. Qui ci troviamo invece ad avere a che fare con una mancanza totale di sovranità monetaria, che questo implica che il nostro paese, l'Italia, purtroppo dico perché io sono indipendentista, non possa ricorrere allo strumento della sovranità monetaria, ma andare a pescare una moneta ai mercati col ricatto della fiducia dei mercati, per cui a tassi che oscillano tra il 5 e il 6%, che ricadono ovviamente sulle spese nostre, perché sono nostri soldi, ripeto, ma mi preme ancor più dire, io vorrei coinvolgere la stampa ad accendere un dibattito che sia onnicomprensivo della questione, perché ci sta a indagare su Belsito, ci sta a fare l'inchiesta su Luigi Lusi, ma ci starebbe anche un sano dibattito economico, e vorrei sentire non quello strampalato di Oscar Giannino o il professore bocconiano Tito Boeri, che è un allievo di Mario Monti che era tra l'altro consulente di Cirino con BCE 92 è l'anno in cui il debito pubblico schizza alle stelle, ma vorrei sentire Stiglitz, premio Nobel, Rubini, Krugman, sono 3 premi Nobel che ci indicano che noi si va verso il suicidio, la Sardegna segue la rotta, ovviamente. Punto. È banale affermare che l'ufficializzazione della nascita del movimento politico e culturale Sardegna Libera rappresenta un momento importante nel panorama politico in Sardegna. Dal mio punto di vista il movimento si colloca in quell'area che si richiama al sardismo nazionalitario, indipendentista, laico, progressista e, se vogliamo aggiungere, anche anticolonialista e attento alla tutela dell'ambiente e dei diritti civili dei cittadini. Un movimento che vuole essere protagonista per le sorti e l'avvenire del popolo sardo. E di fatto lo è già, grazie all'azione politica all'interno delle istituzioni del Consiglio regionale, ma anche nei dibattiti tematici che si sviluppano nel territorio, svolta da Claudia Zunchedo, che del movimento ne ha evocato e promosso la Costituzione. Quindi abbiamo finalmente l'occasione, attraverso questo strumento organizzativo, dopo varie vicissitudini, di trovarci insieme per conoscerci e riconoscerci nella lotta su obiettivi comuni. Dopo la decisione, faccio un passo indietro, di una ristretta maggioranza del Partito Sardo d'Azione di schierarsi col centrodestra, che mise in crisi la coscienza di tanti sardisti
dovendo scegliere se abbandonare una militanza in alcuni casi pluridecennale, la consegna della bandiera dei quattro mori a Berlusconi presso il magazzino Losa credo che abbia definitivamente fugato ogni dubbio. Dopodiché c'è stata la breve esperienza deludente, devo dire, dei rossomori fossilizzati sullo slogan "Sovrania est indipendenza", che in realtà andrebbe ribaltato, e anche sulla prospettiva confusa, a mio parere inconsistente, di una Sardegna regione associata all'Europa. Tuttavia la storia del sardismo ci appartiene. Ritengo anzi che possiamo esserne i più autentici interpreti e prosecutori. L'insegnamento di alcuni valori di riferimento espressi dai padri fondatori del sardismo non può essere rinnegato. Il sardismo si è evoluto grazie all'apporto di rappresentanti illuminati, tra i quali spicca ovviamente la figura di Antonio Simon Mossa, a cui il nostro movimento si ispira. Oggi i promotori di Sardegna Libera si riconoscono nella straordinaria attività istituzionale di Claudio Zonchedu, condividendone contenuti e intenti politici. Mi permetto di affermare che nella sua azione politica Claudia ha saputo interpretare e mettere in atto coerentemente, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni, gli interventi nell'Assemblea del Consiglio regionale e soprattutto, ripeto, nel territorio, ovunque ci sia stata una qualche emergenza ambientale, economica, sociale, quelli che personalmente ritengo i valori e le aspirazioni, i principi più nobili a cui facevo riferimento. Senza cedimenti o compromessi, ma con grande fermezza e lucidità. Ripeto, un sardismo nazionalitario, indipendentista, laico, progressista, con una grande sensibilità politica per la tutela dell'ambiente e dei diritti civili. Questi elementi fondanti costituiscono ciascuno di per sé un valore essenziale, ma tutti insieme rappresentano una forte caratterizzazione di Sardegna Libera. E nella crisi della credibilità delle succursali partitiche italiane può rappresentare uno strumento di aggregazione importante. Ritengo opportuno brevemente a questo punto esplicitare meglio il concetto di sardismo nazionalitario. Dalla seconda metà degli anni 70 sappiamo che quando viene usato il termine nazionalitario si intende significare tutto ciò che ha attinenza con la rivendicazione cosciente dei diritti relativi alle nazionalità non riconosciute. Oggi si usa l'espressione nazioni senza Stato. Secondo comunque l'accezione documentata nel famoso testo di Sergio Salvi, Patria e Mafia, che è del 1978 appunto. Questo in contrapposizione al termine nazionalismo, in quanto storicamente e semanticamente compromesso. Ritengo che resti ancora valida la definizione di nazionalità secondo la quale essa, la nazionalità, ma può essere anche sostituita con nazione, anzi io lo preferisco. Essa, la nazione, può prudentemente definirsi, cito, sto citando, come un gruppo umano che abita un territorio determinato e che si differenzia dagli altri gruppi per un insieme di caratteristiche che possono essere linguistiche, culturali in senso ampio, storiche e economiche e socio-economiche, le quali comportano nei membri di questo gruppo la coscienza di una identità particolare, non necessariamente esplicita, che si concreta nella tendenza ad organizzare autonomamente il proprio spazio politico, culturale e perfino amministrativo. Ciò che in determinati contesti si chiama Stato. Queste puntualizzazioni servono soprattutto per richiamare un obiettivo politico, a mio parere fondamentale,
che è rappresentato dal riconoscimento della nazione sarda come soggetto giuridico istituzionale in un contesto europeo. Pertanto sarà necessario individuare quel famoso grimaldello capace di scardinare la gabbia istituzionale in cui la Sardegna è tenuta prigioniera e con ciò rimuovere le reali cause delle croniche emergenze derivanti dalla sottomissione coloniale, i cui effetti sono rintracciabili ovunque quotidianamente, e a ciò stiamo lavorando. Grazie.